Ciao a tutti ragazzi e ragazze, Take Your Time 2020 purtroppo non si terrà, ma l'anno prossimo il Take Your Time si terrà e sarà molto carico. Andiamo a rivedere le immagini su ciò che è stato del Take Your Time 2019. Buongiorno, buongiorno. Qui siamo in compagnia di Rudy Tappi. Buongiorno a tutti. Buongiorno Rudy. Siamo in compagnia anche del solito Riccardo Agostini e stiamo andando a Montecchio Maggiore con Luca Ghiotto, Formula 2, Sir Davide Valsecchi, mai preferito di Manuel, Federica Masolin, giusto? Porca miseria. Allora c'è il Ferrari Club anche di Vicenza che ci permetterà di fare una simulazione di pit stop. C'è l'opportunità anche, grazie ai gestori di Vicenza Kart Indoor, di girare gratuitamente nel circuito. Poi ci raggiungerà anche Bembe, Veneto Imbruttito, ci sarà Andreas Ronco da fare qualche domanda insieme. Ecco, siamo arrivati al cartodromo. Guardate, è un cartodromo bellissimo, hanno resinato la pista qua. Una rarità che non capita tutti i giorni di vedere dal vivo. Bella, arriva finalmente, che sente, Ragazzi, sapete chi è questo? Ma sapete chi è questo qua? Questo qua è il signor Vado al Mare. Mazza dopo. Il pit stop. Ciao, ci becchiamo dopo. Quindi se voi fate... Siamo dentro al Vicenza Kart Indoor di Vicenza. Eccolo qua, Ago con la pettorina, il casco. Rudy, rosso e nero. Agostini. Sempre dietro. Il tempo di prendere confidenza col kart, però dai, ci sta. Adesso vedremo i tempi. Bellissimo, bella pista per la prima volta completa e ci divertiremo. Fantastico. Era arrivato Bembe e a nostra insaputa ha prenotato una manche. Ognuno di noi nella propria vita è più capace rispetto a un'altra persona di compiere una determinata cosa. Come per esempio giocare a calcio, andare in bicicletta o preparare una torta. Beh, ognuno di noi ha dei talenti. E spetta sempre a noi stessi capire come usarli. Il primo modo, il talentuoso si vanterà o non farà il vanitoso di essere il più forte di quel gruppo, in modo che nessuno possa contrastare la sua supremazia, senza quindi condividere i segreti di quell'arte. Il secondo modo per avere un talento invece è metterlo a disposizione. Comunque sia chiaro, non sono il più veloce in assoluto, il Senna o il Schumacher in terra, ovvio, C'è gente che va molto più veloce di me, ma molto più veloce, lo dico senza fraintendimenti. Ma del gruppo di ragazzi con cui solitamente si gira in pista a correre in go-kart, molto spesso arrivo nelle prime posizioni. Quindi mettersi a disposizione con chi è più lento di noi o meno capace di noi per appunto farlo crescere, fargli capire i margini di crescita. Forse un giorno loro restituiranno il favore con noi dove in una cosa siamo meno bravi rispetto a loro. O forse no, però intanto in quest'ambito, per esempio il go-kart, avrete fatto loro un regalo.
Ad esempio, come per un calciatore servire l'assist vincente al compagno che farà gol, oppure per un ciclista che in scia tira il suo compagno fino alla meta, o sempre nel termine ciclistico accompagnare il proprio compagno di squadra al raggiungimento della vetta per fargli vedere che ogni montagna, ogni cima è raggiungibile. Nel caso del go-kart invece è capire dove mettere le ruote, capire il momento esatto in cui iniziare a girare lo sterzo, a fiutare invece il punto di corda perfetto. Sono questi i trucchi nel mondo del kart. Si presenteranno quindi ben due risultati. Il primo, la persona o l'amico cui state aiutando abbasserà subito il tempo sul giro. Grande Manuel, il mio coach! Quindi ci metterà meno secondi o meno decimi nell'effettuare lo stesso giro con i vostri consigli. Sentirà ancora di più l'adrenalina, il brivido della velocità. E state ben certi che appena terminata la vostra sessione in pista vi ringrazierà, e non c'è niente di più bello al mondo che qualcuno vi ringrazi per qualcosa che avete fatto per loro. Comunque 2-9 quando ti sono stato dietro, Sì. E secondo risultato, ragazzi, la prossima volta che andrete a girare insieme in una pista di go-kart, la competizione aumenterà. Perché si ricorderà quel ragazzo o ragazza dove mettere le ruote, capire il punto di corda esatto, come uscire e come rilanciare il kart. Perché li memorizzeranno qui e ci sarà più competizione e quindi più pepe. Perché si è girato uno. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai.
è proprio colpa di quello davanti. Dovevi essere scaltro tu a andare fuori traiettoria e non urtarlo. Occhio. Ti ho scordato. Grande Manuel, il mio coach. Ti ho fatto le traiettorie, visto ti ho fatto le traiettorie. Oh, sei andato forte l'ultimo giro, Forte? Sei andato forte. Anche ho sbagliato 2 volte, hai visto che mi è andato proprio. Sì. Sto prendendo adesso. Bene. Adesso piede. Comunque tu è 9 quando ti sono stato dietro, Sì. Ma mi sa che l'ultimo giro l'hai fatto più forte. Non so, non me l'ha segnato. E adesso la parte, diciamo un po' così, ignorante, ovviamente nel buon senso della parola, perché c'è la mia intervista con Andrea Soronco de Il Veneto Imbruttito. I pezzi del video che vedrete tra pochi istanti sono presi proprio dal suo video dell'intervista al Vicenza Kart Indoor sui modi di dire veneti, che ve lo lascio giù in descrizione se volete quindi vedere l'intervista completa. Ovviamente io ho preso i pezzi che riguardano me, la mia intervista, e ovviamente ci eravamo sentiti io e Andreas se potevo utilizzarli per scopo personale, per metterli nel mio video. Mi ha detto ok, quindi via libera e facciamoci due grasse e grosse risate. Premetto l'ultima cosa. Ovviamente mi sono lasciato andare alla goliardia, alla comicità, al modo di fare un po' ignorante, ripeto, quindi mi sono lasciato proprio andare. Buona visione. Ciao imbruttiti, oggi siamo al Vicenza Kart Indoor di Altabilla Vicentina e oggi siamo venuti a chiedere ai veneti qualcosa di modi di dire ed espressioni. Andiamo a vedere. Parliamo di modi di dire. Tallone d'Achille. Avete presente quando nei giochi a premi tipo l'eredità, chi vuole essere milionario, The Wall, si ha l'ansia da prestazione addosso? Beh, mi sentivo un po' così. Con il buon Andreas che ovviamente si fa 2 risate con te, se sei sulla cattiva strada e non è che ti dice oh vecchio, che ti sei giù sbagliare tutto, no, se la ride e continua per la sua strada, quindi magari sei convinto di prendere la retta via e non è affatto così. Detto ciò, perché non mi veniva in mente niente, mi stavo quasi arrampicando sugli specchi, Ago da dietro la camera mi stava suggerendo la caviglia. Io gli ho letto il labiale e avevo capito l'invidia tra il frastuono, la gente, stanchi di aver corso in kart, felicissimi per l'evento appena svolto. Avevo capito l'invidia e non la caviglia, la mia caviglia destra. Quindi ho dovuto un po' improvvisare, fai da te, e questo è il risultato. Il mio tallone d'Achille, quinta l'invidia. Mi non so invidioso di nessuno, mi voglio bene a tutti. Anche a te Andrea. Zona Cesarini. Zona Cesarini, ovvero riuscire nelle cose, fare gol all'ultimo istante, all'ultimo minuto. Mi ricordavo quando ero bambino, ci fu una puntata di Chi vuole essere miliardario o milionario, forse c'erano ancora le lire, forse Chi vuole essere miliardario, dove Gerry Scotti chiese questa domanda a un suo concorrente e mi rimase impressa la risposta che Renato Cesarini fu un giocatore che segnava spesso all'ultimo minuto. Andreas quindi mi fece la stessa domanda e quindi risposi correttamente. Solo che Golano ha messa perché fa figo e risposte sbagliate, vero? Brigante. Scherzo Andreas, se guardi questo video. L'altra domanda dell'intervista è: l'ago nel pagliaio o il pelo nell'uovo? Qualcosa difficile da trovare. Lago nel pagliaio. Gliel'avevo detto anche recitando un passo della Bibbia che dice così, se non mi sbaglio: è più facile che un cammello passi all'interno della cruna di un ago che un ricco entri nel regno dei cieli. Purtroppo è stata Yanga questa e ha messo solo questo risultato qui. State un po' a vedere. È una ricerca praticamente, è come può trovare un cinese moro. Carl Cox biondo. E il pelo nell'uovo? Che mica ho idea che dove che a gaina fa l'uovo non che sia pei. Quindi se fisse che te lo trovi. Vara che te cambi i connotati. Oh, lo ammetto, è sincero, questa non la sapevo e ho risposto così. Vuol dire che te diventi te parli in falsetto? Comunque ragazzi, queste erano le mie risposte all'intervista di Andrea Soronco. Spero che anche l'anno prossimo venga al Vicenza Kart Indoor, ovviamente sperando che l'evento Take Your Time si svolga con tutti gli ospiti annessi. Ho visto anche il video oggi di Guido Meda, quindi spero che ci sia anche lui, qualche altro ospite in più. Quindi ragazzi e ragazze, questo video finisce qui. Lasciate un bel like se il video vi è piaciuto, sul come gestire il proprio talento, sul metterlo a disposizione, e voi lasciate qui nei commenti un vostro
vostro pensiero. Siete più da tenere tutto per sé o mettere a disposizione il proprio talento per gli altri e far crescere l'asticella della competitività? Fatemelo sapere qui nei commenti. Iscrivetevi al canale, mi raccomando, perché più del 90% di voi guarda i video purtroppo senza essere iscritti. Mannaggia, devossino. Quindi mi raccomando, iscrivetevi, non costa nulla, ve lo ripeto, è gratuito, è gratis. Condividete il video con qualche amico, amica che piacciono le interviste del Veneto imbruttito, che piace il motorsport e in principal modo i go-kart. Restate connessi perché tra pochi giorni usciranno dei video sulle due ruote, perché saranno delle chicche assurde, non posso dirvi di più. Un saluto da Manuel Cosimo Muglie per gli amici Johnny 3 e ci vediamo al prossimo video. Dai che andiamo!